Ciao e bentornati sul mio canale. Riprendiamo il viaggio dalle cascate del Caglieron e arriveremo al mulinetto della Croda a Refrontolo. Ammirate il verde di queste colline, piene di vigne del famoso prosecco di Valdobbiadene. Oggi vi porto in un angolo nascosto del Veneto, tra le colline verdi di Refrontolo, in provincia di Treviso. Qui, immerso nella natura e nel silenzio, si trova il mulinetto della Croda, un luogo che sembra uscito da un'altra epoca. Per raggiungerlo, si percorre un sentiero tranquillo che segue il corso del torrente Lierza. È una passeggiata breve, adatta a tutti, circondata da boschi, muretti in pietra e il suono dell'acqua che scorre. Poco a poco, tra gli alberi, si comincia a intravedere una casetta di sassi e legno, appoggiata direttamente sulla roccia. È da qui che prende il nome. Croda, infatti, significa proprio roccia. Il mulino fu costruito nel 1600 e per oltre 3 secoli ha macinato il mais per fare la farina, quella con cui si preparava la polenta, base della cucina veneta. L'acqua del torrente viene incanalata fino alla ruota in legno, che ancora oggi gira grazie alla forza della natura. Quel movimento, semplice ma potente, attiva le macine in pietra all'interno del mulino. Il costo del biglietto per entrare nel mulino è di 4 euro a testa. Entrando, si respira subito un'atmosfera antica. Si vedono gli attrezzi originali, le scale in legno, le travi scure. Tutto è stato restaurato con cura, per mantenere viva la memoria di chi ha lavorato qui, con gesti ripetuti, lenti, pieni di esperienza. Oggi il mulinetto non è solo un museo, è anche un luogo di cultura, dove si organizzano mostre, eventi, attività didattiche per le scuole. In alcune giornate si può anche vedere il mulino in funzione, come se il tempo non fosse mai passato. Mamma mia, guarda che... Fatto. Aspetta. Hai fatto la lente della campana, eh? Grande questo. Vengono poi costruiti il muretto di Mercolani e fatta anche questa di Sirtania sopra 2 piani e sopra erano 3 secoli e tanto il movimento trovarono un po' di banchi
è una mano pesante in grado di sincronizzare la vita della morte con le dimensioni, i difetti. Stanza con riscaldamento che era sopra la spalla e col calore degli animali sul riscaldamento. Però la peggiore Amici, no. Quindi lei oggi era sul muro, Quello che posso non la piego, pila lo perché comunque era letto di No, certe cose non le stiro più, non le stiro più, però la settimana scorsa ho detto no, è poca, la settimana prima no, è poca. È salita. Prendi un giorno di Ma il fascino del mulinetto è anche tutto intorno. C'è la cascata, che scende accanto all'edificio creando un piccolo laghetto. C'è il sentiero che sale dietro e che permette di vedere dall'alto la canalizzazione dell'acqua. E c'è la quiete, che invita a fermarsi, a respirare, a osservare, visitare il mulinetto della Croda. È come aprire una finestra su un tempo più lento, fatto di natura, lavoro e semplicità. Sì, dopo bisogna andare su di là, poi sì, è solo appunto quando no. Rifacciamo il giro da dove siamo in... Finisce qui anche la seconda parte del nostro viaggio. Non perdetevi la prossima tappa. Sì. E se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale.